E quindi in un Veneto che con questa crisi bene o male ha visto una contrazione del prodotto interno lordo del 5%, le imprese al femminile in realtà hanno subito una contrazione che non raggiunge il 3,5%. Questo vuol dire che comunque hanno saputo non solo resistere, ma attraverso la creatività, attraverso anche quella capacità di soffrire di cui si parlava prima, attraverso appunto quella anche capacità di innovare, ma anche di creare in maniera diversa anche una professione o anche un indirizzo di impresa, le donne del nostro Veneto hanno ottenuto meglio rispetto alla parte maschile. Questo senza togliere nulla evidentemente, perché comunque di economia della nostra regione si tratta, quindi non si vuole fare discriminazione di analisi, non me lo sognerei mai, però comunque alcune riflessioni vanno fatte ed è importante poterle fare, perché comunque anche gli incentivi che l'Unione Europea mette a disposizione sono indubbiamente più indirizzati verso le imprese al femminile. Questo già alla fine degli anni del 2008, quando si cominciava ad avere un po' i primi brutti segnali di difficoltà economico-finanziaria mondiale, l'Unione Europea dava proprio come ricetta e come particolare annotazione alle regioni di incentivare quanto più possibile l'impresa giovanile prima di tutto e femminile. Tanto è vero che l'anno scorso noi come Regione Veneto, peraltro noi siamo anche l'unica regione che ha 2 leggi dedicate all'imprenditoria femminile e giovanile, siamo l'unica, il resto delle regioni attinge ad una legge nazionale che è assolutamente impossibile da gestire, e noi queste 2 leggi le abbiamo trasformate nel tempo in fondi di rotazione, ma accanto a questo abbiamo voluto appunto aprire l'anno scorso 2 bandi di imprenditoria, uno giovanile e uno femminile, che devo dire io ho combattuto contro la burocrazia a quel tempo perché fossero snelli, perché fossero dei bandi semplici, perché mi avevano garantito la burocrazia che sempre tutto ci insegna che sarebbero stati impugnati dall'Unione Europea. Vedo bene che nulla è successo, ma che in realtà pur in piena crisi hanno non solo presentato più di 1000 domande nella nostra regione, ma la dotazione che allora era di 15 milioni di euro, poi l'abbiamo implementata quasi del doppio proprio per poter scorrere le graduatorie e non perdere sia capacità di occupazione ma anche start-up di molte imprese giovanili che oggi come oggi ci rendiamo conto sono anche un modo anche per trovare un'occupazione. Bene, di queste nuove imprese una buona parte sono imprese straordinariamente diverse dalle imprese tradizionali, non solo per i giovani che evidentemente in tutto quello che è il mondo dell'informatica hanno dato ovviamente grande lustro e grande spazio alla loro fantasia, ma nell'impresa al femminile vi sono imprese completamente diverse rispetto, ovviamente accanto alle tradizionali artigianali o di servizio che come sempre aprono sul territorio, molte sono di genere assolutamente diverso e innovativo nel campo del commercio, innovativo nel campo dell'impresa. E quindi i dati ci fanno ben sperare. Accanto a questo si coniugano ovviamente eccellenze di tutto rilievo. Io quello che sto dicendo in queste settimane, incontrando non solo le associazioni di categoria ma anche tutto il mondo dei distretti produttivi e tutto il mondo dei parchi scientifici o dei centri di ricerca che ci sono nella nostra regione, quello che sto dicendo come messaggio è che sono non solo favorevolmente colpita di avere la conferma di quello che evidentemente conoscevo, ma che sarebbe bene che non solo le donne, quindi non solo l'impresa al femminile, non solo la nostra parte di società femminile, ma comunque la nostra società, le nostre imprese venete, dovrebbero, tra virgolette, passatemi il termine, darsi un po' più di aria. E allora prima si parlava di premi Nobel. Come si arriva lo abbiamo capito, ma io credo che noi veneti in generale, forse abituati sempre a lavorare molto, ad avere un'altissima capacità di soffrire, dovremmo anche avere una grandissima capacità di godere dei nostri risultati.
perché siamo a livello nazionale una regione che non ha assolutamente nulla da invidiare ad altre. Le nostre vicine, come può essere l'Emilia Romagna o la Lombardia, dove da sempre per tradizione noi pensiamo ci sia il mondo della ricerca, il mondo della tecnologia, il mondo delle novità, in realtà sotto molti profili e moltissimi dati sono nettamente inferiori a noi, però hanno la possibilità comunque di utilizzare i mezzi di comunicazione, gli strumenti di vendita anche di un'immagine in maniera diversa rispetto a noi. Forse in questo sicuramente sono stati più bravi nel tempo. Però è ora che anche il Veneto, proprio da questa ripresa, possa vantare eccellenze straordinarie che forse a volte sono addirittura sconosciute anche a noi opinione pubblica, oppure le conosciamo noi perché siamo evidentemente addetti ai lavori. E allora tante saranno ancora le occasioni, non solo per raccontarci le eccellenze, ma anche perché io credo che si debba costruire una conoscenza dell'eccellenza. E non solo una conoscenza, ma anche una coscienza sociale, una coscienza veneta, tutta veneta evidentemente, per capire quali sono veramente i livelli straordinari, non solo di ricerca e di innovazione delle nostre imprese, ma anche i livelli straordinari di interazione. Oggi come oggi la sfida più grande nella ricerca è evidentemente quella di riuscire a coniugare il mondo della ricerca col mondo dell'impresa, e credetemi, questa è sicuramente delle sfide più interessanti, ma delle quali abbiamo forse uno dei più straordinari incentivi, che è la volontà sia dal mondo dell'impresa che dal mondo della ricerca di coniugare i propri passi in maniera complementare. Io credo che le istituzioni servano anche a questo, evidentemente, a quello di poter non solo mettere a disposizione gli strumenti finanziari, ma anche a capire con quella passione che forse in questo caso è al femminile, ma mi auguro che possa essere evidentemente globale nel nostro mondo e nella nostra società politica. Fino adesso di passione con Mauro ne abbiamo condivisa tanta e sappiamo che abbiamo delle belle sfide davanti, ma insomma siamo abituati. E poi insomma quando lo si fa con passione, ma anche perché si è convinti fino in fondo di poterlo fare per mettere a disposizione strumenti utili alla crescita del proprio territorio, io credo che siano i doveri che un'istituzione fino in fondo deve assolutamente perseguire. E allora occasioni come queste, occasioni ancora numerose ci saranno, perché noi vorremmo che il nostro Polesine uscisse anche da quello che sono i confini provinciali e sapesse che abita a tutto tondo in una regione straordinaria dove le eccellenze sono in osmosi e possono essere in provincia di Vicenza, come abbiamo visto, come in provincia di Rovigo indubbiamente, e noi ci auguriamo ovviamente che siano legate al mondo femminile. Grazie.